quasi più un pezzo di pane di dadere. Vabbè, allora, ben voilà, sono facili qua, i frittati, parmigiano. Allora, qui c'est une traccia di appunta umania per mezzogiorno. Sì. E per ristoranti. Non ce la spiega un po' come tu facci sta cucina e chi sono che specialisti, sei tu chef. Bon, qui abbiamo i frittati di zucchetti. I zucchetti sono cili. Oui, sono dell'orto d'olivier, da cibo, donc a farina, i zucchetti, il basilico, un po' d'aglio, usare il perro. Dopo li lasciamo riposare un'oretta e voilà, e cose semplici qua. Una cucina tradizionale, mica. Buoni prodotti di denno e che sono piatto più corto a vicino, Voilà. senza andare a cercare a ghina e un coronavirus. Voilà, siamo all'antica, come dire. Ma io ciò che ci faccio di meglio l'antica. Voilà. Bon, siamo installati poi. Qui sono i Qui sono i macinati. zucchetti, guarda, i zucchetti macinati, voilà, dopo li tagliamo, li maciniamo, voilà. Bon, dopo ognuno ha la sua maniera di fare, no? Cioè, suenta un giorno non stiamo di non si cucina di mica di stessa maniera. Dopo ci sono i zucchetti di cerraglio, i verdi e i gialli, voilà. E di stessa mica di stessa No, qualità. non è mica la stessa qualità, questi sono più buoni per fare zuppa. Voilà. Fai una zuppa di nuovo. Per fritte di un po' di Voilà, verdi. un piglio che verde. Bon, si facciano i ronchiggiati, dopo voilà, dopo li maciniamo. Voilà, e dopo li aggiustiamo le basi. Voilà. Così. E dopo a mezzogiorno in tasta rete e ci darete notizie. Che Dio c'è. Dopo abbiamo una cucina tradizionale, cose semplici. Uite in salsa, zuppa paesana, che voilà, dopo la charcuteria, abbiamo formaggio con contorno, tutto possiamo far travagliare la gente di nuovo, abbiamo un oro in frugale, non mica, faccio 36 anni che non siamo qui, donc va, 36 anni. Aspettiamo a rilievo. Ma sta pronta il video. Che poi. Si sta pronta la letto. Dopo non so mica se che dopo si va a uscire a fare il caffè, dice.
tappa chi suite, diciamo, questa preparazione, li faccio. E voilà, ora l'abbiamo fatto i griglia, voilà, iniziamo a ascoltare, voilà, usci ventiti, Che mi ha aspettato un'ora di cui. poi abbiamo ragazzo usa a pasta, voilà. Allora, questi sono fatti, È sicuro. andiamo a passare con l'altra. Olio budente. È semplice, È semplice, c'è nulla di Ci vuole complicato. un po' di mani con tu. Come ti senti voi? Sono pronti? C'è da dire un po' allora, presentaci un po' ciò che ti può mangiare di te, la cucina che Allora, io la cucina che faccio la zuppa gorza, puccignani, i tripetti, la buona charcuteria, un vitello in salsa, dopo facciamo altri affari più il vitello, l'entrecôte, magari i burger, insomma. A Tom Gorza abbiamo ma sempre i burger, on va dire un po', voilà, diciamo un po' più corti. Voilà, un po' più A moda corta, diciamo. I pizza, i pizza, quando c'è i frutti di stagione, insalati, cose così. E come siamo un po' più di strada, c'è un po' di mondo e giù un po' più Travagliamo anche i paesani e dopo il passaggio. Siete a parte all'annata. Siamo a parte all'annata e Raccontaci un po' come sei passata al tuo voilà, allora io innanzi faccio un macedare come babbo, eravamo in Santa Maria Sighe, siamo di Grasseto e faccio 36 anni che noi siamo qui, al ristorante, in cucina. Voilà, hai sempre fatto tua cucina? Sempre, ho imparato anche a mia nonna, anche a mia mamma a fare semplici e buono. E locali. E voilà, è locale. Voilà. Siamo sempre stati agenti di Europa, era portato, conosciamo a gare, i vesti. Voilà, siamo... E dicevi, a vostra clientela più importante quale È un lugar, c'è tutti i paesi attorno, Grosseto, Santa Maria, Grasseto e dopo morì passati. Dopo 80 anni abbiamo una buona clientela. E come si è passato un po' con il confinamento che c'è stato per noi siamo abbiamo fatto un po' la cucina sera. Siamo mica peggio, voglio dire, è un po' duro, ma ça va. E ti va tu i piatti a portare? Oui, abbiamo fatto un po', quindi siamo, ça va. Aspettiamo forse che la stagione partisse e aspettiamo un po' di mondo. Forse sarà buona per tutto il mondo, spero.